Buongiorno a tutti, la nostra proposta gastronomica per un viaggio nel Delta del Po in bicicletta oggi è sempre un piatto vegetariano. Non è nient'altro che un hamburger vegetale preparato con ceci cotti, farina di riso, paprika dolce, varie spezie e erbe aromatiche quali cumino, prezzemolo tritato, curry, capperi sotto sale, pomodori secchi, formaggio grana del territorio, un cucchiaio di salsa di soia, olio extravergine d'oliva e un po' di brodo vegetale. È una sorta di hamburger vegetale. Come si prepara? Si riuniscono tutti questi ingredienti mescolandoli tra di loro, tenendo ben presente che i ceci andranno setacciati e privati della loro buccia. Naturalmente poi si possono aggiustare e personalizzare secondo i propri gusti. Il tutto viene impastato e coppato. Coppato è un termine tecnico che significa appunto dare una forma circolare, una classica forma di hamburger, il quale poi verrà cotto in padella con della carta da forno. Questi alimenti tendono ad attaccare di più rispetto alla carne, quindi si usano questi stratagemmi, in questo caso della carta da forno, oppure vengono cotti direttamente in forno. Da tenere presente che quando si dà la forma di hamburger si deve usare lo stesso diametro del pane che poi va servito. Il pane di cui prima abbiamo parlato è un pane, un hamburger con farina integrale del territorio. Naturalmente l'hamburger, il panino, è sempre stato uno dei metodi più usati per il trasporto. Spero che questo sia di vostro gradimento e soprattutto sia stato semplice nell'esecuzione prepararlo. Con questo vi auguro una buona pedalata e un arrivederci alla prossima ricetta.